È morto praticamente all'istante questa mattina Mariano Barban, 56 anni, rinomato gestore del centro ippico in via Carbonara a Montecchio Maggiore. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era salito poco dopo le 9 sopra un silos contenente il mangime per i cavalli all'interno del maneggio. Pare fosse intenzionato a rimuovere un nido di insetti sulla sommità della struttura a 5 metri di altezza. Nell'operare con un'asta metallica avrebbe però inavvertitamente toccato i fili elettrici della linea a media tensione che attraversa la tenuta e che erano sospesi a poca distanza proprio in corrispondenza del silos. Immediato è scattato l'allarme e l'arrivo dei medici del SUEM, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale dello Spisal. Prima di tutto però è stato necessario l'intervento dei tecnici dell'Enel che hanno staccato la corrente e messo in sicurezza la linea. Purtroppo, quando i soccorritori hanno raggiunto l'uomo rimasto riverso sul tetto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori.